Corriere del Veneto, venerdì 13 marzo 2026. Tecnologia e lavoro. Il digitale sostituisce l'umano? Doveva succedere ed è successo. Non è la prima volta e non sarà l'ultima. È di ieri la notizia che la filiale veneta dell'americana Invest Cloud ha annunciato la chiusura degli uffici con 37 persone in ruoli qualificati considerate sostituibili da software governati dall'intelligenza artificiale. Nel novembre scorso il Tribunale di Roma ha riconosciuto legittimo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo maturato in una riorganizzazione in cui anche l'intelligenza artificiale aveva contribuito a rendere superflua una posizione. L'evoluzione tecnologica ha sempre avuto anche un effetto sostitutivo sul lavoro. Ogni volta che una tecnologia si appropria di attività prima svolte da esseri umani, nel breve termine elimina posti, ridefinisce mansioni, sposta il valore. Le novità oggi sono due: la velocità delle innovazioni e l'impatto crescente sui lavori ad elevato contenuto di conoscenza e non più soltanto sulle attività manuali o ripetitive. E in più c'è il paradosso segnalato da Andrea Pignataro, fondatore del colosso del software finanziario ION, nel suo intervento rilanciato dal Corriere della Sera il 26 febbraio. Pignataro ha detto: le imprese adottano l'intelligenza artificiale per restare competitive, ma rischiano di nutrire sistemi che imparano a sostituire compiti e ruoli, generando una serie di effetti a cascata su servizi, territori e coesione sociale. Se questo è il presente, il passaggio decisivo è dietro l'angolo e si chiama intelligenza artificiale agentica. Concepiti in laboratorio, nutriti con conoscenze ed esperienze umane, messi a lavoro nelle nostre imprese. Gli agenti di intelligenza artificiale sono programmi e sistemi digitali che non si limitano a rispondere in modo veloce e preciso alle nostre domande, ma sanno pianificare ed eseguire azioni, entrare in relazione con i processi aziendali, dialogare con altri agenti di intelligenza artificiale, monitorare i risultati, correggere il tiro e perseguire obiettivi con ampi gradi di autonomia. Se addestrati bene, possono fare molte cose anche a nostra insaputa. E in realtà questo già accade. In Veneto, ad esempio, c'è una grande società di consulenza direzionale che ha creato un'unità di ricerca e sviluppo al proprio interno dedicata alla progettazione di agenti di intelligenza artificiale. Una volta progettati, gli agenti vengono affidati a un gruppo di consulenti che ne individua le applicazioni e ne testa l'impiego. Quindi, gli agenti di intelligenza artificiale vengono inseriti nei processi interni, ad esempio per migliorare l'efficienza o la velocità dei processi, oppure utilizzati per ampliare la gamma dei servizi che questa società di consulenza direzionale offre ai propri clienti. In giro per il mondo ci sono persone che creano e addestrano il proprio agente di intelligenza artificiale, poi lo inseriscono nel proprio curriculum. Chi li assume acquisisce insieme il capitale umano della persona e la capacità operativa del suo gemello digitale. Lo scorso luglio, Valeria Wittenberga, la direttrice generale dell'INPS, ha detto che gli agenti di intelligenza artificiale aumentano la produttività, riducono il fabbisogno di ore lavorate e impongono di ripensare anche le basi della previdenza. Se una parte del valore viene generata da sistemi artificiali che lavorano con noi, per noi o al nostro posto, allora la base contributiva non potrà più dipendere soltanto dal lavoro umano. Detto in altri termini, e con parole più dirette, più chiare, più intuitive, è possibile che una parte della nostra pensione possa essere pagata anche dai nostri agenti di intelligenza artificiale. Va da sé, per chi è in grado di progettarli e di metterli in funzione. Lo sviluppo degli agenti di intelligenza artificiale è un processo distribuito, selettivo e divisivo. È distribuito perché avviene ovunque e si manifesta sia come iniziativa spontanea e individuale, sia come strategia nazionale. Alcuni paesi hanno già messo in produzione dei veri e propri pozzi da cui estrarre il nuovo oro nero artificiale. Il processo è selettivo perché è alla portata soltanto di chi ha competenze elevate, esperienza e capacità di tradurre il proprio sapere in istruzioni, regole e criteri di giudizio. E questa è una sfida sia per la filiera dell'istruzione e della formazione, che prepara le nuove generazioni al lavoro, sia per il sistema della formazione continua, che aggiorna le competenze di chi già lavora e aiuta le persone a interagire con gli agenti di intelligenza artificiale. Il processo, infine, rischia di essere divisivo. C'è chi sa addestrare gli agenti di intelligenza artificiale, è disponibile a conferire una parte del proprio capitale umano e ha il potere contrattuale per ricavarne un riconoscimento economico. C'è chi invece subisce la cattura del proprio sapere senza ricevere in cambio una contropartita.
E poi c'è chi controlla il capitale infrastrutturale, dati, sistemi, architetture. Capitale infrastrutturale che serve per rendere operativo l'agente. Infine, c'è chi resta ai margini o viene sostituito dagli agenti che magari ha progettato e addestrato, come dimostrano i casi richiamati in apertura. Bloccare questa evoluzione è una partita persa in partenza. Governarla è una responsabilità politica e imprenditoriale, che significa definire condizioni, contropartite e diritti, nonché modalità per una distribuzione equa del valore.